Ancora gli effetti dell'ambiente circostante sul DNA, però in ginecologia. Ascoltiamo in proposito il ginecologo Angelo D'Alessandro. Ma da un punto di vista ginecologico noi ci confrontiamo con l'HPV, per esempio. L'HPV DNA test è uno screening importantissimo e serve a prevenire le lesioni che porteranno, se trascurate, al cancro del collo dell'utero. Esistono anche vaccini, vengono praticati nelle scuole medie inferiori, alle studentesse, ma da un certo tempo a questa parte anche ai maschietti, e questo è importantissimo nell'ottica della prevenzione. Per quanto riguarda altre mutazioni che con influenti ambientali, tossici ambientali, possono verificarsi anche nell'ambito dei geni che codificano per il cancro della mammella, questa è una cosa importantissima, perché tutte le donne che hanno in eredità o in famiglia pazienti giovani come mamme, come sorelle, come cugine che hanno sofferto di cancro della mammella, possono fare un test al DNA e cercare i geni mutati eventualmente presenti in loro e pianificare uno screening personalizzato, anche se questo incide per il 10-15% dei casi dei tumori, comunque è una chance che il ginecologo non deve perdere nel consigliare screening alle donne.